Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Spettacolare eruzione sull'Etna dopo 2 settimane caratterizzate da una serie di parossismi. Dal pomeriggio il vulcano ha dato vita ad una nuova e vivace attività stromboliana e anche Saturno resta a guardare. Ancora giallo sulla coppia di anziani coniugi trovati senza vita nella loro casa a Favara. La morte dell'uomo risalirebbe a 3 giorni prima. La donna presentava una ferita alla testa. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Abbigliamento, trasporti e droga, gli affari della mafia in doppio petto. Duro colpo al clan Pillera Puntina di Catania, 18 arresti. A Palermo sequestro milionario di beni ai presunti appartenenti al clan che gestiva il villaggio Santa Rosalia. Non è amore, premiato il cortometraggio degli studenti dell'Istituto Musco di Catania, ragazze e ragazzi contro la violenza sulle donne. Ligabue riabbraccia il pubblico siciliano dopo 4 anni. Ieri a Messina, nel riaperto Palasport, la prima delle 2 date per oltre 2 ore di concerto. Calcio, le siciliane di C verso il campo nel fine settimana. Domenica a Catania arriva la Virtus Francavilla. Domani tocca al Messina in trasferta con il Monterosi. E apriamo con la spettacolare eruzione dell'Etna, fontane di lava visibili a occhio nudo, e fa il giro del mondo un'immagine dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che immortala Saturno sullo sfondo. Sentiamo Emanuela Corsi. L'Etna continua a dare spettacolo. Ancora una volta il protagonista di queste immagini straordinarie è il cratere di sud-est, la vetta più alta del vulcano, dove l'attività è in crescita nelle ultime ore con esplosioni, fontane di lava e forti boati. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare rapide oscillazioni tra i valori medi ed elevati. Dalle 16 circa sono i più alti tra quelli registrati nelle ultime 2 settimane, a dimostrazione dell'incremento dell'attività stromboliana. L'attività esplosiva è accompagnata anche da un flusso lavico, come si vede, che si propaga nel versante meridionale del cono del cratere e che nelle ore serali crea uno spettacolo di fuoco che non smette mai di affascinare. Le immagini dell'eruzione non sono le uniche che il vulcano ci regala in queste ore. Anche Saturno sembra soffermarsi ad ammirare l'attività del cratere di sud-est dell'Etna, scrive l'INGV nel commento che accompagna la pubblicazione di questo fotogramma affascinante. Il 6º pianeta del Sistema Solare viene immortalato sopra il vulcano dalla telecamera di sorveglianza della stazione di Piedimonte Etneo, uno spettacolo che non è mancato questa mattina all'alba, come mostrano le immagini. E invece dobbiamo tornare alla cronaca con i piedi per terra. Giallo a Favara, in provincia di Agrigento, dove 2 anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti ieri sera nella loro casa. La procura ha aperto un'inchiesta. Davide Sardo. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, i coniugi di Favara, entrambi di 76 anni, trovati morti ieri sera nella loro casa di Viale Europa a Favara, nell'Agrigentino. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, nessuna ipotesi sembra per ora essere esclusa. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata la nipote a dare l'allarme dopo averli trovati morti in camera da letto. Il corpo dell'uomo, già con i primi segni di decomposizione, giaceva sul letto e potrebbe essere morto da almeno 3 giorni prima rispetto alla denuncia. Maria Fiorilli invece è stata trovata stesa a terra con una profonda ferita alla testa, seminuda e con addosso solamente il sopra del pigiama. Sul luogo hanno lavorato fino a tarda notte i carabinieri da tenenza di Favara e della compagnia di Agrigento insieme al reparto investigazioni scientifiche. L'esame cadaverico è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi. Gli investigatori hanno trovato macchie di sangue sui muri e su un ventilatore. L'abitazione è stata trovata in uno stato di disordine con il fedele cane della coppia che vegliava sulla scena. Le prime ipotesi degli investigatori suggeriscono che Paolo potrebbe essere stato colto da un malore e la moglie Maria sarebbe stata vittima di un incidente domestico. Sarebbe caduta battendo la testa contro un ventilatore prima e sul pavimento dopo. La procura di Agrigento vuole vederci chiaro e ha così disposto l'autopsia. La nipote, che per prima ha lanciato l'allarme, è stata ascoltata dai carabinieri. La coppia ha 2 figli che risiedono in Toscana e in Germania.
Veniamo all'operazione Doppio Petto, 18 gli arresti della polizia di Catania che ha decapitato il clan Pillera Puntina. Gli affari illeciti, tra cui l'abbigliamento, erano gestiti in famiglia ed erano proseguiti anche dopo la morte in carcere di Giacomo Maurizio Ieni. Sentiamo Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata Doppio Petto perché ad essere taglieggiati erano imprenditori del settore dell'abbigliamento, dei trasporti e della logistica. Sono 18 gli arrestati nell'ambito di un'operazione di polizia che ha decapitato il clan catanese dei Pillera Puntina. I reati ipotizzati dal GIP a vario titolo sono detenzione e porto d'armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione ai fini di spaccio di droga, cocaina che arrivava a fiumi dalla Calabria, marijuana che invece veniva importata dalla Spagna con il fiorente business affidato a Francesco Ieni Ucastoru, figlio di Giacomo Maurizio, morto in carcere nel maggio scorso. L'accortezza naturalmente di coloro i quali trafficavano in tali sostanze era quella non di rifornire delle piazze di spaccio proprie, ma in realtà accordarsi sostanzialmente anche con piazze di spaccio di altri gruppi criminali. Questo così consentiva loro di non incidere nel controllo del territorio e quindi di non avere attriti con le altre cosche. Affari di famiglia proseguiti dalla moglie di Giacomo Ieni, Francesca Viglianesi, arrestata per usura, e dell'altro figlio, Dario Giuseppe Antonio Ieni, che era subentrato per la riscossione periodica delle estorsioni. In occasione delle festività di Natale e Pasqua, Ieni avrebbe inviato Giovanni Ruggeri a riscuotere anche una tassa estorsiva semestrale pari a 4.000 euro. Estorsioni, droghe e usura erano affari di famiglia, nella fattispecie della famiglia Ieni. Sì, erano interessi che venivano curati dai stretti familiari di Ieni Giacomo Maurizio e che venivano gestiti appunto o nel settore delle estorsioni o in quello degli stupefacenti. Dalle indagini sono venuti fuori legami economici con esponenti del Cappello Bonaccorsi e del gruppo Nizza, facente parte della famiglia Santa Paola Ercolano. A Palermo adesso, dove sono stati sequestrati beni per 6 milioni a boss e gregari del clan del villaggio Santa Rosalia. Secondo l'accusa controllavano la vendita ambulante del pane, esercitavano poi una sorta di monopolio nella fornitura dei fiori presso i cimiteri. Marco Gullà. Colpo contro la famiglia mafiosa del villaggio Santa Rosalia di Palermo. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro a 8 presunti appartenenti al clan che rientra nel mandamento di Pagliarelli. Gli 8 sono indagati anche per traffico di droga e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalle finalità mafiose. I boss decidevano ogni cosa, quali attività commerciali potessero aprire, chi dovesse seguire i lavori di ristrutturazione e quali commercianti cambiare aria perché la loro concorrenza non era gradita. E ancora incassavano una percentuale sulle transazioni immobiliari e avevano creato un monopolio nel settore edile del movimento terra. Ma anche il controllo delle postazioni ambulanti per la vendita del pane all'imposizione di fatto di un monopolio nella fornitura dei fiori a una rete di venditori su strada vicino al cimitero. Le indagini hanno scoperto anche un traffico di cocaina dalla Calabria messo in piedi da una delle figure di spicco della famiglia del villaggio di Santa Rosalia. La droga era destinata a rifornire le piazze di spaccio palermitane, sequestrate anche 7 attività economiche operanti nel settore del commercio d'auto, movimento terra, trasporto merci su strada, preparazione dei cantieri edili, mini market, pianificazione, ristorazione e commercio di frutta e verdura. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, poco dopo le 6, per il crollo di un vecchio edificio e murature in via Gramignani nel centro storico di Catania. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la struttura. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L'abitazione si trovava in avanzato stato di degrado strutturale e risulta comunque essere disabitata. Le eccellenze catanesi e le opportunità che offre la città agli studenti per costruirsi un futuro partendo proprio dal sud. Sentiamo uno stralcio dell'intervento del sindaco trentino, ospite oggi della nostra trasmissione Focus. Ascoltiamolo. In questo momento una bellissima sinergia con l'università per cercare di canalizzare, di spingere sul settore dell'innovazione, della scienza, della tecnologia, sulle cosiddette materie STEM, in cui ci sono straordinarie opportunità occupazionali. Nessuno sa forse che il laboratorio di fisica nucleare di Catania ospita numerosissimi studenti, non solo del nord Italia ma di tutta Europa, proprio perché viene considerato un'eccellenza. E allora cerchiamo di
comprendere quali sono le opportunità che noi abbiamo, offrirle sapendole valorizzare ai nostri studenti che molte volte neanche le conoscono. Io posso garantire che per quanto riguarda l'occupazione su quelle specifiche materie ci saranno opportunità straordinarie che certamente consentiranno di livellare quel divario che oggi stiamo subendo. Ragazzi di oggi impegnati e attenti anche all'attualità, come gli studenti dell'Istituto Musco di Catania che hanno realizzato un cortometraggio "Non è amore" contro la violenza sulle donne. Ce ne parla Giusy Lazzara. Ieri ho incontrato Luca, era proprio come lo desideravo. Oggi mi ha dato il primo bacio, un bacio a stampo. Oggi mi ha chiesto il mio numero. E la voce di queste giovani donne lo hanno pensato e scritto le studentesse della Scuola Musco di San Giorgio a Catania. Nasce così questo corto che ha raccolto le confidenze delle vittime raccontate alle amiche. Per lui sto meglio senza trucco. C'è tutta l'emozione dei primi amori che diventano un incubo insopportabile. Mi ha dato uno schiaffo dicendomi che l'ho fatto per il mio bene. Urla e schiaffi, ma mi ha promesso che non lo farà più perché mi ama. Il corto è stato premiato 2 volte nei festival nazionali dedicati ai video realizzati dagli studenti, che sono stati seguiti questa volta dalle insegnanti Claudia Urzì e Sonia Giardina. Questo spot, lo spot sul "Non è amore", l'ho dedicato a Giulia personalmente, perché diciamo che questa ragazza gli è stata tolta la possibilità di esprimere, cioè di realizzare il suo desiderio, e non è giusto. E nelle scuole vanno avanti progetti per sensibilizzare contro la violenza di genere. Non restare in silenzio, denuncia. 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 Intanto su TikTok si diffonde pericolosamente un nuovo trend che vede le giovanissime attaccarsi l'un l'altra, come a suon di video, ovviamente, purtroppo intrisi di mentalità maschilista. Sentiamo Eva Spampinato. Dopo aver fatto diventare di moda la gelosia maschile dei ragazzi malessere e averla resa sinonimo d'amore, su TikTok spunta un nuovo trend che marcia sullo stesso filone della mentalità maschilista imperante, ma questa volta sono le donne a scagliarsi contro altre donne, loro coetanee, giovanissime, giudicate pubblicamente poco di buono in video ammiccanti e insultanti. Volete le ragazze serie e poi le perdete per quelle che fanno i chupa chups a tutti, alludendo al rapporto orale. Il testo del trend recita così, e a renderlo virale è la musica, una canzone russa remixata prima dal trapper Geolé e poi riarrangiata dal neomelodico catanese Nico Pandetta, con riferimenti volgari. Sì, sali su, baby, mi ha visto in TV, ora vuole chupa chup. Su TikTok sono le donne a giudicare le altre donne, trasformando l'accusa di essere facili in un trend, invece di difendere il diritto femminile alla libertà sessuale e all'indipendenza. Invece di difendere le altre ragazze dalle male lingue maschili, le giovanissime, queste stesse male lingue, le alimentano lanciando messaggi alla rivale in amore e scrivendo: "Io l'ho conquistato con un sorriso, tu non ci sei riuscita nemmeno aprendo le gambe". Vi sfido a trovare una ragazza seria nel 2023 che non si faccia toccare o non vada in discoteca, dicono questi 2 ragazzi. Si diffonde così la moda della celebrazione della verginità, insomma il dominio sul corpo di una donna e il giudizio della loro moralità, manco fossimo nel Medioevo. Ancora regole sessiste e comportamenti intimi giudicati con la mentalità maschilista. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Eccoci in studio con la pagina degli spettacoli. A distanza di 4 anni Ligabue torna a far cantare il pubblico siciliano. Ieri a Messina, nel riaperto Palasport, è la prima di 2 date. Francesco Triolo.
L'abbraccio del pubblico e il calore del palco, quello che a Luciano Ligabue è mancato per tanti anni. Il rocker di Correggio è tornato in tour ritrovando la passione dei suoi fans. A Messina 2 notti di quelle da raccontare sotto i riflettori, la prima ieri sera, l'altra oggi, con un album di ricordi che scorreva davanti ai quasi 5.000 spettatori nel riaperto per l'occasione Palla Rescifina. 2 ore e passa di concerto che hanno regalato emozione ai messinesi e ai tanti arrivati da tutta la Sicilia, vecchi successi, nuovi brani, qualche canzone che Ligabue non faceva da tempo. Ligabue è tornato sullo Stretto dopo 4 anni dal concerto allo stadio e stasera proporrà una scaletta diversa rispetto a ieri tra nuovo album e brani storici, perché la sua è una storia che non invecchia mai, un viaggio che ripercorre la sua storia personale e quella dei tanti fans che lo seguono da quando cantava. Al teatro Angelo Musco di Catania, una commedia in cui si ride ma al contempo si riflette sulle dinamiche familiari, in particolare sulla famiglia quasi perfetta. Adelaide Barbagallo. Al Teatro Musco di Catania la prima di Famiglia quasi perfetta, con attori protagonisti il mattatore Edoardo Saitta e la brava Francesca Ferro, figlia d'arte cresciuta a pane e teatro. Una bella coppia, un po' sulle righe, perché lui insomma è uno distratto, come la maggior parte dei mariti, e lei è una moglie che fino a quel momento lo ha, come dire, accudito, lo ha appoggiato, e poi arriva un momento in cui anche le mogli più dolci, più, come dire, più calme arrivano all'apice, scoppiano e poi... Lei si trova con sto marito che non sopporta perché gli ha rovinato la vita, cioè, lei era una donna che voleva fare strada, invece ha dovuto sacrificare tutto per i figli a cui lui non pensa, quindi è un po' isterica. Diciamo che lo prende un po' ammazzate, diciamo. Aprono la scena 2 bambini dalle cui battute si intuisce subito lo spirito dello spettacolo. Una cena, 5 amici, oltre a Saitta e Ferro in scena Adriano Aiello, Plinio Milazzo, Francesca Agate. Chiacchiere, ricordi, risate, fin quando l'apparente atmosfera di complicità si trasforma in un furibondo e divertente scontro verbale. Firma la regia Francesco Maria Attardi. Bravi tutti gli interpreti premiati dal pubblico con un lungo applauso. Si replica sino al 17 dicembre. Ci fermiamo ancora per una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Domani è già campionato per la Serie C. Domenica infatti toccherà al Catania che ospita la Virtus Francavilla. Francesco Triolo. Sarà un dicembre chiarificatore per il Catania, 4 partite da qui alla sosta di Natale per capire quale potrà essere il percorso nel girone di ritorno. Sotto la guida di Cristiano Lucarelli, i rossazzurri hanno trovato una nuova spinta, il successo ai rigori in Coppa contro il Crotone ha testimoniato come il tecnico livornese abbia dato un cambio di passo a tutta la rosa. Adesso c'è una nuova sfida, una nuova occasione per dare seguito alle vittorie contro Turris e Giuliano in campionato e piazzarsi in piena zona playoff. Una partita nella quale Lucarelli dovrà fare a meno del centravanti Sarao, squalificato per un turno dopo l'espulsione dalla panchina rimediata a Giuliano. Contro la Virtus Francavilla però non sarà una passeggiata e questo Lucarelli lo sa bene. I pugliesi hanno appena cambiato guida tecnica con l'arrivo di Roberto Chiuzzi che ha dato una scossa anche dal punto di vista tattico. Il suo tridente offensivo ha portato alla vittoria nel derby e scontro diretto contro il Brindisi e al Massimino, quindi vorrà dare continuità per cercare di mettersi fuori prima possibile alla zona play-out. Il Catania però potrà contare anche sull'apporto dei suoi tifosi, si parte dallo zoccolo duro dei 14.000 abbonati, ma lo stadio sarà stracolmo in poche ore, sono stati già venduti oltre 1.000 biglietti. Ufficiale intanto il divieto di trasferta per i tifosi del Catania in occasione del derby con il Messina di sabato 9 dicembre. La decisione è stata adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Scontro salvezza domani pomeriggio per il Messina impegnato a Teramo contro il Monterosi. Le 2 squadre occupano rispettivamente il terzultimo e l'ultimo posto divise da appena 2 punti. Sergio Colosi.
In palio c'è l'ultima scomoda poltrona, a contendersi il ruolo di Cenerentola del girone, Messina e Monterosi che si sfideranno al Bonolis di Teramo, con il Brindisi penultimo spettatore interessato. Dall'anno prossimo si chiamerà Guidonia Montecelio 1937. Domani però, con inizio alle ore 16:15, il Monterosi sarà l'avversario di un Messina disperato e in crisi assoluta. Per nulla condizionato dagli eventi e dalla classifica, il presidente Sciotto difende più per motivi economici la sua scelta e va avanti con Giacomo Modica. Tra le due squadre sta meglio il club laziale, che con 7 punti nelle ultime 6 giornate ha dato segnali di risveglio, mentre il Messina, sconfitto da 5 turni e con 2 soli punti in 8 gare, è in caduta libera. La posta in palio è altissima, si gioca per il sorpasso e per l'allungo. Difficilmente invece le due squadre sembrano attrezzate, almeno oggi, per evitare la coda degli spareggi. Modica, chiamato a scelte semplici e lineari di quel poco che su sua indicazione Sciotto e Roma gli hanno costruito attorno, dovrà rinunciare a Franco squalificato e lì ancora infortunato al pari di Buffa e Giunta, assenze queste ultime meno significative delle prime 2. L'impiego di Ferrara in difesa e il ritorno al centro dell'attaccante Plescia sono 2 delle priorità di una squadra smarrita e fin qui incapace di ritrovarsi. Dopo il telegiornale andrà in onda Preview, la nostra anteprima sportiva del weekend, condotta da Marco Carli. Oggi nel corso della trasmissione sarà collegato l'ex rossazzurro Adrian Ricchiuti. Ascolteremo le parole del tecnico e dei giocatori raccolte dopo la gara di Coppa Italia in vista del match con la Virtus Francavilla e vi daremo anche le ultime notizie sulla partita di domenica. Preview vi aspetta dunque a partire dalle 20:45. Ed è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.